E abbiamo appena terminato un giro per le colline del Prosecco qui nel comune di San Pietro di Feletto con la nostra auto, l'avete vista, targata Mostra dei Vini di Collina 2021. Ora siamo pronti per entrare qui nel ristorante La Postina per fare i soliti e consueti super abbinamenti tra cibo e ottimo vino. Venite con me. Io sono in compagnia adesso di Carlo, stiamo parlando del primo prodotto che è già arrivato, parliamo di un Prosecco tranquillo di San Giuseppe. Carlo, ben trovato. Buonasera a tutti. Il nostro è un prodotto della tradizione, è la base da cui partiamo per tutti gli altri prodotti, è un vino che rispecchia le caratteristiche base del Conegliano Valdobbiadene, sapido, minerale. È un vino fermo, adatto a qualsiasi occasione, è un vino a cui diamo molta importanza. Siamo pronti per fare l'abbinamento con la prima portata qui alla Postina di San Pietro di Feletto. C'è Zeno con noi che ci spiegherà questo primo piatto. Qui abbiamo il gambero in salsa Thai, con una salsa Thai fatta da noi, con l'aglio orsino raccolto nelle nostre colline e un accompagnamento di ananas. E siamo pronti adesso per accogliere Leonardo. Abbiamo invece adesso un Verdiso proprio della cantina Borgo Antico. Il Verdiso perché? Perché abbiamo scelto il Verdiso questa sera? Perché il Verdiso ha un abbinamento storico con quello che è il pesce e soprattutto con quello che è il pesce che ha un tipo di condimento, anche la frittura, tutte queste belle cose qua. Il Verdiso cos'è che ha di caratteristica? Il vegetale, è un vitigno che ha un vino, che produce un vino fresco, un vino con un'acidità malica bella sostenuta che ti pulisce il palato e ti invita a mangiare un altro boccone del piatto che ti trovi davanti. Questo è un salmone gratinato con una panatura di panko, che è un pangrattato molto croccante, con delle erbette primaverili, tra cui il timo, e una spuma di patate. Passiamo questa volta a un altro tipo di vino, abbinato questa volta sempre al pesce maleca pesante, e parliamo di un Extra Brut. Esatto, ovviamente nel territorio, quindi è un Conegliano Valdobbiadene di OCG Extra Brut. Abbiamo scelto di presentare questo vino che è la prima volta che facciamo, Rive di Ogliano, quindi è un cru all'interno della denominazione Conegliano Valdobbiadene, e nella versione Extra Brut ha 2 grammi di residuo zuccherino. Con la vendemmia 2019 usciamo quindi l'anno successivo alla vendemmia per ottenere un prodotto molto sapido, molto lungo, che si abbina perfettamente con questi piatti che Zeno ci sta proponendo. Sono arrivate le capesante questa volta. Abbiniamo ancora una volta il nostro buon cibo, quello che arriva dal nostro mare, con un buon vino. Raccontaci queste capesante. Questa è una classica capasanta gratinata e pronta per essere servita. E allora andiamo a tavola, è facilissimo. Continua questa nostra serata qui al ristorante La Postina e ho cambiato interlocutore, questa volta c'è Benedetto della cantina Castellalta. Anche noi produciamo l'Extra Brut, si chiama Ergine, Conegliano Valdobbiadene, Prosecco superiore di OCG, millesimato, è ancora quello dell'annata 2019. Naturalmente proviene dal territorio, i vigneti noi li abbiamo a San Pietro di Feletto e a Solighetto e con queste uve noi produciamo anche questa tipologia, molto sapida, secca, residuo zuccherino 0,12, cioè che è quello naturale. Ecco che ritorna Zeno insieme a noi per presentare questo piatto della serata qui alla Postina. Dei calamari fritti con la polenta di storo. Quindi piatti della tradizione, prodotti tipici locali, andiamo ad assaggiarli abbinati al vino. E sempre in compagnia di Benedetto, questa volta passiamo a presentare un primo piatto. È sempre un Conegliano Valdobbiadene Prosecco superiore di OCG, ecco, per inciso voglio dire che noi produciamo solo di OCG nelle 3 tipologie, Extra Dry, Brut ed Extra Brut. Il Brut proviene sempre dai vigneti di San Pietro di Feletto, diciamo che ha un residuo zuccherino di 7,4 grammi litro, è un vino che si abbina tantissimo con i piatti e i piatti in particolare anche della tradizione veneta. Eccoci qua, Zeno, è arrivato il risotto. Io devo dire che il profumo già mi ha conquistato, solo arrivando così. Quindi di che cosa si tratta? Questo è un risottino ai frutti di mare con i calamaretti, gli scampettini, bello al dente. Lo mettiamo sul tavolo? Prego. Ritorna con me Carlo per parlare del suo ultimo prodotto da abbinare.
Sì, con questo piatto presentiamo il nostro Extra Dry, un vino tipico soprattutto nel gusto, nei profumi. Diciamo che l'Extra Dry rappresenta la tipologia più classica dello spumante Conegliano Valdobbiadene. Abbiamo 16 grammi di residuo, quindi un vino molto più morbido in bocca, molto più pieno, c'è una bollicina fine. Diciamo che è il prodotto che ci rappresenta come azienda, perché è quello che viene venduto di più, comunque viene richiesto di più nel mercato, e diciamo che è una bollicina davvero piacevole. Ed eccoci, siamo arrivati quindi all'ultima portata per questa serata qui alla Postina. Sempre di pesce parliamo, questa volta un branzino al forno. Com'è fatto, Zeno? È un branzino con le patatine al forno, i pomodorini, e la particolarità è che è pescato al lamo. Ed è appena terminata questa serata qui alla Postina nel comune di San Pietro di Feletto, perché parliamo di Mostra dei Vini di Collina 2021 e anche in questa serata siamo riusciti ad abbinare il buon vino con un ottimo cibo direttamente dal nostro territorio, quindi posso solo invitarvi a stare con noi.